Il Pinot Grigio sarà una delle nuove DOC del Veneto. Questa è l'operazione a cui la Regione sta lavorando, portare a casa una DOC interregionale con Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Il Veneto è il grande produttore di Pinot Grigio d'Italia, quindi la denominazione di origine controllata potrebbe diventare una garanzia di qualità del vino. Una mossa contro la contraffazione per combattere quel mercato parallelo che sta interessando anche il Prosecco. Nel mondo vengono introdotte bottiglie ad un prezzo bassissimo che non coprirebbe nemmeno i costi di produzione del vino. Questa ad esempio è una bottiglia di Prosecco falso prodotta in Russia. Purtroppo viene imitato in Italia e viene imitato nel mondo. Il fenomeno dell'Italian Sounding vale 60 miliardi e ci toglie l'opportunità di generare 300.000 nuovi posti di lavoro. Quindi un fenomeno che va affrontato a livello internazionale. E intanto nella terra del Prosecco continuano a nascere nuove cantine, come la nuova linea di imbottigliamento della cantina sociale di Conegliano e Vittorio Veneto, una cooperativa formata da oltre 1000 soci che conferiscono nella cantina l'uva prodotta in 2200 ettari di superficie nella Marca. È diventato un successo nel mondo il Prosecco, un fenomeno mondiale e le radici le ha in questo nostro territorio. La provincia di Treviso rappresenta veramente la base produttiva con il più alto numero di quintali che può esprimere con ettolitri espressi. E le macchine che verranno utilizzate sono state prodotte nel territorio. Il fatto di vedere che la tecnologia è esclusivamente di aziende di questo territorio dimostra quanto sia variegato il sistema produttivo, ma anche di altissima qualità, capace di produrre e di piazzarsi sul mercato mondiale.